Oggi Bologna ha fatto la sua gara assolutamente, nel senso che ha giocato la sua pallacanestro, ci ha portato e obbligato a giocare la sua pallacanestro, cosa che aveva fatto anche da noi in gara 2, ma in gara 2 da noi siamo stati capaci almeno difensivamente di rispondere con la stessa moneta, e il 51-57 era frutto di questo tipo di atteggiamento difensivo di entrambe le squadre. Oggi loro hanno proseguito, ovviamente, perché è stato così tutto l'anno, questa loro grande capacità di mettere sotto pressione gli avversari, soprattutto poi in casa propria. Noi oggi non abbiamo retto, se non nei primissimi minuti, ma insomma, credo che già alla fine del secondo quarto, metà del terzo quarto, fosse evidente come questa partita avesse preso un crinale da cui sarebbe stato difficile uscire. Rispetto all'anno scorso abbiamo un grosso vantaggio, che avendone vinto una in casa abbiamo gara 4, cioè l'anno scorso siamo arrivati qua a gara 3 sullo 0-2, oggi abbiamo un'altra chance. Poi se la partita di oggi ci avrà dato delle indicazioni o ci avrà dato degli stimoli, o troveremo ancora in una stagione un po' travagliata le energie per essere solidi quanto è necessario per provare a vincere qui, allora giocheremo un'altra partita alla pari con i nostri avversari, e poi alla fine vincerà chi avrà il guizzo migliore, più deciso. Altrimenti, voglio dire, credo che non faremo altro che riconoscere i meriti dei nostri avversari e la giustezza di un verdetto. Però abbiamo ancora 40 minuti per provarci, e credo che sia assolutamente obbligatorio per noi trovare energie, idee e soprattutto lucidità, una volta tenuti sotto pressione, per giocare una pallacanestro diversa e più efficace rispetto a quella di oggi.